Prova, sì, ci siamo. Ci Prova il siamo? tuo, Ci sì, siamo? sì. Eccoci Su quale qua. pianeta? Sì, oggi siamo su un bugigattolo che trasmettiamo in diretta. Siamo in diretta, l'orario non è il nostro, ma Ma però che non si dice, siamo rigorosamente in diretta. però, sì, esatto, qui dalla biglietteria del teatro di Cassavio, Cavallino Treporti, Ma questa è perché una radio è la itinerante, radio che si muove, è nomade, è una radio una radio nomade. nomade, alle gambe non le radici, bello, mi Esatto, bella è piace. questa, no, viaggia, è una radio che Sì, viaggia, bello, viaggia nel bello. pensiero degli altri, viaggia nel nostro pensiero. E niente, allora siamo qui in biglietteria perché questa sera a Cavallino Treporti abbiamo l'ultimo spettacolo della stagione teatrale, Romeo e Giulietta, l'amore è saltimbanco. Così, una farsa sul classico Romeo e Giulietta di Shakespeare. Shakespeare. Inizia ore 21, quindi se inizia ore 21 al teatro non potevamo Andare in mancare, non potevamo contemporanea perché noi ci teniamo a esatto, essere di qua e di là. rigorosamente in diretta. Noi vogliamo essere sia qua che anche di là, quindi abbiamo fatto una scelta questa sera. Di non rinunciare a niente. Eh sì, esatto, Scelta. brava, esatto, di non rinunciare a niente, quindi la puntata va in onda ora, chi ci ascolta, chi ci ascolta come al solito, ci ascolta come Ci al solito, ascolterà dopo, e quindi durante, sì, salviamo precedente. capra e cavoli. Io direi anche, visto questa parlata già anche un po' troppo lunga, di mettere la sigla della nostra amica Melanie Unger, mettiamola qua, Melanie Unger a Cavallino Treporti. Sitting in my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. But you're the apple of my eye, the reason there are blue skies all the time. And everything I do, I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can depend on you. And when you're down, I'll be around, 'cause I got you, and I'm stuck on you, like crazy glue. Like crazy glue. When it's late at night, I think of you and all that we've been through. You make me wanna be my best, and nothing less. You make the whole world better. You shine bright in my eyes. You're so electric in everything I do. I wanna do it with you. And sometimes things aren't going right, but you're the last piece to the puzzle of my life. My ride or die. When life gets rough, your love's enough to get me through. I can depend on you. And when you're down, I'll be around, 'cause I got you, and I'm stuck on you, like crazy glue. Like crazy glue. Like crazy glue. Thought you were the one, but all you did was betray me. You led me to believe you had my heart. Now I see that when life gave you lemons, you just spat them in my face. You broke my heart. This crazy glue fell apart. When life got
Eccoci qui, tornati. Abbassiamo qua il ritorno. Come si fa qua per abbassare il ritorno? Così, ecco qua, si spegne e buonanotte al secchio. Bene, oggi 21 marzo va sempre il ritorno. 21 marzo. Ecco qua. 21 marzo. 21 marzo, equinozio. Giusto? Nel 1994 Sì. gli Oscar del 66esima edizione vince 6 premi Schindler's List di Spielberg. 2 premi sono andati a Philadelphia con Tom Hanks, mentre il miglior attore è Streets of Philadelphia. Tom Hanks anche miglior attore, e Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen, miglior canzone originale. Miglior attrice è stata Holly Hunter per lezioni di piano, e tra i riconoscimenti anche a Jurassic Park, miglior colonna sonora, effetti speciali ed effetti sonori. Bene, però il 21 marzo ci sono stati questi, tanti premi Oscar, ho visto, no? Il 21 marzo. Cade a pennello proprio vedendo lo storico Sì. del 21 marzo. Sì, ci sono altri premi Oscar. Ci sono altri? Sì, dopo te lo dico. E si chiude anche la 13ª edizione dello Zecchino d'Oro, tanto per mettiamo qualcosina di... Che carini. La manifestazione di Tortorella, il mago Zurli, e quel giorno, 48 anni fa, vinse il caffè della Peppina. Il caffè della Peppina non si beve la mattina né con latte né col tè. Ma perché? Perché scritta da Tony Martucci e Alberto Anelli, 48 anni fa, è sempre valida. Cari. Tu cosa mi dici del 21? Ma ti dico invece una notizia che tendiamo a dimenticarci. Nel 95 centinaia di poliziotti giapponesi irrompono negli uffici di una setta religiosa che fa capo ad Aum Shirikyo, ritenuto responsabile dell'attentato del giorno precedente alla metropolitana di Tokyo con il gas nervino. Ah, vedi un po', ci si Quindi dimentica di ci queste si dimentica di cose. questi atti terroristici che sembrano una cosa nuova, purtroppo invece... Mentre 58 anni fa al Cavern Club di Liverpool debutta il gruppo dei Beatles. Il gruppo è un quintetto formato da John Lennon, Paul McCartney, John Harrison, Stuart Sutcliffe e Pete Best. Dopo ci sarà un cambiamento. Qualche cambiamento, sì. E nel 70, per restare in tema, il singolo Let It Be, sempre del 21, fissa un nuovo record per i Beatles, entrando nella classifica di Billboard al 6° posto, e è la più alta posizione registrata per una nuova entrata in classifica fino ad oggi. Subito di colpo, Zacchete. 6ª posizione. Una cosa mai vista, che non si era mai vista nel mondo del disco. Chiudiamo questa giornata con lo Shah di Persia che nel 1935, Reza Pahlavi, chiede che da quel giorno la comunità internazionale faccia riferimento alla nazione utilizzando il nome di Iran, paese degli Ari, che è lo stesso in uso tra i suoi abitanti in lingua persiana. Persiana, che anche con quello che diremo dopo, ma insomma, Ma tu sei capace di tutto. Alchemy, We Were Children's. You're a wildlife fire. Don't stand against your tailor.
Eccoci qui, Saz, 24esima puntata forse, forse sì. però la 23, ma non so, Io devo voto controllare. 24. 24, però mi sembra che sia saltato un numero, comunque va bene lo stesso, Non siamo importa. sempre qua, oggi 21. Noi siamo di mente aperta. Ma sì, che sia Numero 24, più, numero 24, meno, che sia... cosa cambia? Esatto, che sia Che la tondo, terra che sia piatta, rotonda, che non sia- esatto. A noi ce ne fa un baffo. Allora, ma i controllori dell'Intercity no. Ah, è vero, Non glieli fa un attenzione, baffo. attenzione, questa è una bella notizia. Cosa è successo? Vi abbiamo capitata raccontato che c'è questo gruppo abbastanza sembra numeroso di persone che non credono che la Terra sia sia rotonda, rotonda. che ci sarà una crociera per andare a vedere che infatti c'è il bordo e così via. E qualche giorno fa erano sull'Intercity, il bigliettaio ha chiesto il biglietto, ma loro hanno detto che loro non pagano perché sono terrapiattisti. terrapiattisti, E quindi non rispondono alla giurisdizione, di questo non la mondo riconoscono. rotondo. No. No. Hanno tenuto fermo il treno un'ora comunque, Sì. questa è la cosa peggiore. E pare che i bigliettai fossero abbastanza allucinanti da tutta la cosa. E comunque questi terrapiattisti sono appunto un movimento che abbiamo detto che è nato in America e si è sviluppato molto in Gran Bretagna. Dunque Galileo era un impostore, la Terra non è rotonda ma è piatta, la NASA è un covo di imbroglioni, ma anche piloti e hostess degli aerei sono coinvolti nel grande inganno. Sì, perché Non starebbe in piedi se loro non fossero complici. Esatto, È c'è chiaro. tutta una complicità. C'è una complicità, insomma. non si capisce bene a quale scopo. Mentre loro, piatti, no, cercavano di non pagare il biglietto. Esatto, alla questa è una fine. buona scusa, no? A dire siamo terrapiattisti, non paghiamo il biglietto. Tu dici beh. che alla fine lo scopo era quello, può Lo essere. scopo può essere. Può essere. E poi alla fine non sappiamo come è andata alla fine, niente, avranno Che preso si sono i presi dati, la i multa, dati, la denuncia multa, per resistenza pubblico ufficiale interruzione in servizio pubblico, esatto, suppongo anche, un'ora perché, di treno di Intercity treno, con esatto. tutta la gente imbufalita che dice pago il supplemento, Sì, voglio esatto, andare veloce. avranno anche rimborso e quindi questo rimborso glielo appiatteranno probabilmente. su un bel piatto d'argento ai terrapiattisti. Ai quattro signori che pare che avessero anche dei pseudo documenti fatti in casa, plastificati, sì, tutta un'autonomia. Un'autonomia, ma è interessante, quando andremo a viscerare dentro a questi terapiattisti. Tu ti vuoi che cosa iscrivere ma- perché così per- dopo non per paghi. capire, per non pagare il biglietto. Dillo. Fire, set power. Under those stars when they align, my head and my heart both realized for the very first time just how beautiful you truly are. Oh, you are. Girl, you're so fire.
Eccoci qua, oggi le musiche le faremo un po' più brevi del solito perché siamo qui, siamo nella biglietteria in versione ridotta. A proposito, accendiamo un po' la stampante della biglietteria, che se qualcuno viene per prendere il biglietto per lo spettacolo Gianluigi, che è Romeo e Giulietta, l'amore è saltimbanco, questa sera a Tre Porte a Cassavio alle 21, qui troverete uno spettacolo che fa ridere. Meraviglioso. È stato al Goldoni la scorsa settimana e adesso è qui. Allora, invece, per non ridere, in Italia c'è la tratta delle regine. Indovina quali regine? Sarà quella bianca o nera? A righe. A righe, gialla e nera allora. Gialla e nera, ma sei un veggente. Sì, siamo un veggente col computer davanti. Noi la buttiamo in ridere, ma è una cosa seria. È una cosa seria. Sembra da nord a incredibile. sud, da est a ovest, riguarda un po' tutte le regioni, quindi non possiamo neanche dare la colpa. No, esatto. A questo e quello ci sono consistenti furti di arnie. Sì. Ma tante, centinaia, no? 2. Sì, che poi io non ho capito come, ma le portano via con tutte le api dentro? Sì. E non hanno paura di essere furti, Evidentemente, no? Evidentemente i ladri esperti. hanno coraggio, sono gente rotta a tutte le emozioni. Esatto. No, anche perché se tu vai a rubare un'arnia vuol dire che più o meno sai cosa farne dopo. Io onestamente, effetti, tu per esempio cosa faresti se vedi un'arnia? Io mi tengo alla larga. Io stavo distante. Ecco, esatto. perché anche a se me il miele mi piace. Anche a me, però, ma non fai come gli orsi che ci mettono la zampona no, dentro. proprio niente, anche perché non ho gruccioni vicini che possono mangiare le Guardate vespe, che infilata di notizie ambientalistiche. le api, e quindi me ne vo. Anche perché quando mi pungono un'ape mi fa un bel... Sei un po' allergichetto. Un pochino, sì, esatto. Comunque non è una bella esperienza, infatti... No. Dov'ero? A Sant'Erasmo un giorno, e c'era sto vialetto pieno di arnie, signora venga, no, dico, ci sono le api, ne fa niente, no, grazie, dico, non voglio sperimentare se ha ragione. E quindi abbiamo questa serie di furti che hanno anche un bel valore, insomma, hanno un valore. Queste arnie. Si sospetta che dietro ci sia la criminalità organizzata, perché comunque, ripeto, a parte che uno non è che si porta a casa l'arnia e poi sa come gestirla, ma ne spariscono centinaia alla botta. E quindi va un po' in crisi il sistema, perché di solito dove ci sono le arnie ci sono per esempio dei frutteti. Sì, perché in mancanza dell'impollinazione che fanno le api, c'è tutto il mondo ambientale in crash, che non riesce a svilupparsi. Perciò andare c'è avanti, questo quindi... problema in prima battuta dell'impollinazione che non avviene, e soprattutto gli agricoltori, gli apicoltori sono preoccupatissimi perché si tratta di un valore cospicuo. E poi un danno economico non da poco, perché il miele italiano è molto pregiato e apprezzato da tutti. E state attenti quando vedete un vasetto di miele che costa 80 pochissimo. centesimi. Esatto, cioè andate a vedervi un po' da dove proviene il miele, viene dalla Cina, dalla Romania. Adesso non per dire sempre che tutta la roba cinese fa schifo. No, però insomma un miele che arriva dalla Cina che fa chilometri, insomma no. Anche perché il miele italiano è apprezzato perché comunque ci sono mediamente meno pesticidi, meno veleni, quindi... E poi gli apicoltori italiani devo dire che sono bravi, sanno il fatto loro. Sanno lavorare bene il miele, lo sanno produrre in una marea di gusti, che è una roba incredibile, come il miele nasce così da niente, sembra, no? Che poi è tutto naturale. Comunque anche questa dei furti di arnie, poi io mi immagino queste povere api che improvvisamente cambiano casa. Cambiano padrone. E dicono, chi è dove siamo? Poi aspetta che lo pungo. Magari non sarebbe una brutta idea. Poi sarebbe da capire dove finiscono poi, perché infatti è una cosa abbastanza seria. Infatti. Hymn for Here. Hey ho, how you doing, mister? Oh no, think you're gonna miss her? Don't show too many feelings, they will come out when the time is right. I said candles can be dangerous, and she agreed with a smile.
and the dusk it settled silently around us into a peaceful night. But my heart knew none of that peace, and I lay there for quite some time. Sleep, it was a sweet release, and the rain came down from the sky. Oh hey ho, how you doing, mister? Oh no, think you're gonna miss her. Don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey ho, how you doing, mister? Oh no, think you're gonna miss her. Don't show too many feelings, they will come out when the time is right. There are many proverbs and more than a few cliches tripping on my tongue tonight, but I box them up at night, I bury them away. The world had turned a storm, it passed. Some days the world and I, we just don't relate. Still every twist and turn it helps this blood keep pulsing through my veins. Oh hey ho, how you doing, mister? Oh no, think you're gonna miss her. Don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey ho, how you doing, mister? Oh no, think you're gonna miss her. Don't show too many feelings, they will come out when the time is. Hey ho, how you doing, mister? Oh no, think you're gonna miss her. Don't show too many feelings, they will come out when the time is right. 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 Bene, ma siamo sempre qui, Saz, parliamo a zero, 24esima puntata della biglietteria storica del teatro di Cassaio e Cavallino Treporti, perché fra un'oretta circa va in scena Shakespeare, una parodia di Shakespeare, a cura del Stivalaccio Teatro, Romeo e Giulietta, l'amore è saltimbanco. Vediamo se ci sono gli attori qua che adesso li chiamiamo, li ci facciamo dicono venire. qualcosa. È una serata piena di arte. Piena, sì, stiamo in movimento, stiamo facendo tra le api che svolazzano di qua e di là. Poi il 21 marzo abbiamo anche la Francesca che è arrivata. Buonasera Francesca. Buonasera si a metta tutti. pure le cuffie e vada al bagno. Il 21 marzo Sono è cuffiata. la Bene. giornata internazionale, fra le altre cose, della poesia. Della poesia. È anche la giornata della musica antica. oggi, Ecco perché sì. Bach forse c'era sulla prima pagina di Google. Sul Doodle. E c'era anche una cosa simpatica, nel senso che tu, inserendoti lì, cliccando, adesso non so esattamente come, potevi sì. mettere alcune note. No, inserire alcune note a caso, A poi caso. un programmino. programmino loro te le modificava a mo' di A mo' di comporre Bach. una piccola A mo' di Bach. melodia a mo' di esatto. Bach, davvero in stile Bach. Bello. Bene, quindi pieno di cose in Sempre primavera. caro Nasce fu una- colle, è la giornata di poesia. Quindi, La giornata della poesia, noi abbiamo Noi che alcuni, siamo- noi italiani, lasciatemi noi ogni abbiamo la tanto, professoressa qui, perché la nostra insomma, Rossella, che ci fa adesso una lezione no, per carità, poverini, vi risparmio. No, però, insomma, alcuni dei nostri grandi poeti sono universalmente riconosciuti e anche sì? molto amati all'estero. sì? Questo non lo Per sapevo. esempio Dante è amatissimo negli Stati Uniti Sì. e lo studiano in tutte le scuole, così. Alfieri è amatissimo in Francia. Alfieri, Lui era uno che un po' poi che si era un incazzava. po', Era uno che si no? incazzava un po'. Alfieri. Forse se lo sentono abbastanza. Siamo nel 700 Alfieri. Seconda metà, Seconda quindi metà se lo del sentono 700, abbastanza sono vicino. andati abbastanza- vicino. Molto bravo. Bravo. quando dici E poi sempre nell'antichità Petrarca, molto molto amato in Francia Petrarca, sì? sì, anche perché lui ha vissuto buona parte della sua vita nel sud della Francia e
perché trovava dove andava, dove trovava una sistemazione, poi Vabbè, dove gli davano, no? dove gli davano da vivere, perché la vita dei poeti è sempre stata dura, e poi ha vissuto gli ultimi anni della sua vita invece a Padova e sui Colli Euganei, perché i signori di Padova, che erano i Carraresi, Carraresi, gli hanno regalato molto. una casetta ad Arquà Sì, ad Arquà Ma da Petrarca. qua vicino alle due Carrare, no? Dove stavano i Carraresi, no? Ecco Come due perché. Carrare? Non sono le No. due Carrare, il paese dei Carraresi. C'è due Carrare, ma non so se era dei Carraresi, Sì, loro sì, abitavano là vicino a Montegrotto. Ah, sì. Sono... Però il loro palazzo siamo era andati a vedere... nel cuore di Padova. Sì, Uno però dei loro palazzi. provenivano, sì, dopo Ah, avevano ok. tutta la tenuta con quella torre che siamo andati a vedere Sì, è circa vero, 2 o 3 anni E fa. abbiamo trovato anche la sagra paesana. Era la sagra anche Io mi ricordo delle della due sagra Carrare, paesana. provincia di Padova, vicino a E ad Arquà Montegrotto Petrarca Terme. c'è C'è il la sua monumento, casetta. c'è la tomba, Sì. con questa super tomba esterna lì. Esatto. La sua casetta Sì. modesta, la sua biblioteca, lui si vantava, pensate come eravamo messi una volta, di possedere 100 libri, ed erano tantissimi. Caspita, 100 Tenete libri. presente che siamo prima della stampa, E e quindi quindi erano, un libro i era libri fatto a erano mano. copiati e poi erano relegati in vera pelle, quindi... Quindi c'era tutto un lavoro Sì. artigianale E sul alcuni di libro. questi libri sono piccolissimi perché se li portava a spasso e leggeva così passeggiando. Così faceva l'artista Sì, che in bello. mezzo a questi filari di... Ma adesso, Rossella, tu non ci Sì. leggi l'inizio di qualche meravigliosa Vi poesia? leggerei, se non temete che sia troppo No, scioccante, qua finora non c'è nessuno. quindi- l'ultima strofa di un canto che a me piace tantissimo di Leopardi, e che è il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Benissimo. Qui abbiamo i pastori, le api, l'Asia. Allora, una con- delle cose interessantissime di Leopardi, che è, oltre ad essere un grandissimo poeta, è un grandissimo pensatore, e proprio stamattina c'erano degli scienziati che discutevano la sua concezione dell'universo, perché cioè, è un filosofo, insomma, una Certo. persona... E lui sapeva, aveva una curiosità enorme per il mondo, e si era abbonato a varie riviste, poverino, perché lui abitava a Recanati, che era nello Stato Pontificio, dove c'era una censura A rigidissima. quel periodo però erano tutti terrapiattisti. No, e c'è una lettera carinissima della sorella che scrive a una cugina che abita in un altro stato, che le chiede come si usano quell'anno i colli di pelliccia. Dice: come si portano quest'anno i colli di pelliccia? Dice: perché sai che qui non arrivano mai le notizie. Quindi, per dire quanto erano chiusi. E lui Leopardi soffriva tantissimo questa chiusura, e quindi si era abbonato a una rivista francese che era già molto, insomma, la Francia era in un momento così di grande cambiamento, eccetera, ed era informatissimo, sapeva un sacco di cose dell'Asia, dell'Africa, dei mondi lontani, Pur gli rimanendo animali, lì. le piante, pur rimanendo lì, Lì nel suo paese. senza internet. Beh, insomma, sì, E quindi in questo ma canto aveva anche una notturno biblioteca, aveva la no? biblioteca, Enorme Aveva la di suo biblioteca padre. del padre, Oddio, oppure enorme. no? Beh, Però, insomma, però Era ben dice- fornita. sì, Sì, era ben rispetto alla fornita. media, sì, sì. sì, era ben fornita, erano però in gran parte testi antichi. sì, Il esatto. padre era un po' Un classicista. classicista, quindi erano testi Buonasera, antichi. ecco qua che abbiamo subito la prima attrice che passa tra di E noi. quindi lui invece aveva sete di novità. C'era stata la rivoluzione francese pochi anni prima, insomma, Sì. quindi lui aveva sete di novità, di capire cosa succedeva, eccetera. E questo canto è molto bello perché c'è un colloquio fra lui e la Luna. E le chiede: Luna, cosa fai? Dove vai? Non sei stanca di riandare, eccetera. E poi c'è questo pastore. Buonasera. Abbiamo il nostro tecnico Luci. Buonasera, noi siamo in diretta, Noi siamo in diretta, stiamo facendo un programma radio. Sì, sono un po' sconvolti. E quindi così il canto è abbastanza lungo, e se non vi dispiace troppo vi leggerei no, l'ultima ma strofa. volentieri ti ascoltiamo. E dice: forse se avessi io l'ale da volar sulle nubi e novenar le stelle a una, o come il tuono errar di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando l'altrui sorte il mio pensiero, forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il dì Natale.
Pessimismo cosmico. Adesso mi Siamo al dispiace pessimismo avere letto, cioè mi piace cosmico. tantissimo, è bellissimo, c'è questo pastore ma- che cammina di notte col suo gregge, guarda la luna, dice ma insomma che vita è, no? E purtroppo, però di difetto, questa parte secondo me è bellissima, molto commovente, va a confermare uno stereotipo su Leopardi cupo, depresso, infelice. Invece lui amava la vita. E certamente da filosofo qual era, si interrogava Aveva una sull'origine, no, del mondo, sul senso della vita, sulla sofferenza, il senso della sofferenza, però era anche uno che si entusiasmava per un fiore, per una veduta, Sì, per una cosa bella che leggeva, per una novità, per l'amicizia. Quindi era una persona in realtà che amava molto la vita. Constellate. When I was feeling heavy, like the light it left me, you said, "Come and let me curl up beside you, honey." When your world is feeling heavy, you can lay your arm around me, you can lay your head down on me. He said, slow down, we're moving to a new sound. We're spinning 'cause we know now we survived, and now we get to fly. Now we get to fly. Waking up after the storm, I said, "Is there anybody left to search for?" Coming up from underground, is there any of me left to be found? Lord, should I never come to this? I wish that I never would have come to this. You said, "Don't feel the emptiness, pain and love that coexist." Just slow down, we're moving to a new sound. We're spinning 'cause we know now we survived, and now we get to fly. 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 Constellate. Fleury. Ecco, dalla nostra radio nomade. Sì, esatto. Perché oggi siamo nella biglietteria della sala teatro del comune di Cavallino Treporti. Noi ci muoviamo navighiamo. dove vogliamo. Abbiamo detto che alle radici preferiamo le gambe. Esatto. Bello. Bello. Per conoscere, È poesia, anche spostarsi, questa andare frase incontro. è poesia. Poesia. Adesso per Bravo, non volare troppo alto, che Sì. dopo non torniamo più a terra, parliamo di soldini. Ah, Soldini, Allora, che non è il se- navigatore Soldini che fa le il navigatore attraversate Soldini. Attraversato l'oceano, di qua. di qua e di là. No, Ma di parliamo proprio del denari, cash. di denari. Del cash. Mani, Allora, mani. se vi ricordate qualche tempo fa abbiamo parlato dei
del gioco d'azzardo, Sì. che nel Veneto è una piaga Sì, piuttosto. siamo ecco. abbastanza tra i primi in Allora, Italia nella 6 spesa. miliardi all'anno solo in Veneto. 6 miliardi Vanno all'anno in fumo. vanno in fumo, Ma vanno meglio, giocati. vanno nelle casse dello Stato? Esatto. Ma non so quanto dello Stato, Non so perché se lo vanno- Stato prende pochissimo E dove vanno? Anche ci sono le macchinette, quelli sono di privati, no? Sì, Cioè vanno lo Stato ai avrà i privati. biglietti, il gratta La e tassazione è vinci, quella roba bassissima, lì, sì. E la tassazione sulle macchinette è bassissima e quindi Ed è una piaga perché sappiamo che molte famiglie sono rovinate dal gioco, no? E quindi adesso abbiamo visto che qualche comune comincia a rendersi conto che non è un guadagno per nessuno, avere poi persone che soffrono di ludopatia, che bisogna curarle, È che una mandano in ulteriore maloro la spesa. famiglia, eccetera, e quindi hanno cominciato ad abbassare per esempio le tasse ai bar che non installano le Esatto. macchinette. Perché purtroppo i soldi E capiscono questa è una soldi. buona questa è una iniziativa. buona sì, esatto. Sì, che io personalmente, Incentivante. io Rossella, propongo al comune di Cavallino di prendere questa iniziativa Sì, così. anche magari sarebbe bene che ci fosse anche che ne so, un logo, un adesivo fuori questo bar e no macchinette, Sì, una roba del sì, genere, che sì. così si invita la gente ad andare nei bar dove non ci sono le macchinette, Sì. visto che... Perché una macchinetta dà un guadagno abbastanza altino, a un bar, purtroppo. 2.000-3.000 euro al mese. Beh, sai, una macchinetta. 6 miliardi solo nel Veneto, guarda che è una cifra enorme, 6 miliardi. 6 miliardi si scrive con 9 zeri, ragazzi. Io non sono neanche Di euro, capace. 6 miliardi di euro. Sì. Cifre astronomiche. Astronomiche. Chissà, magari la gente ha un altro modo che ascolti Radio Nostra più volte, perché abbiamo dei cash che ci arrivano. Devo ancora guardare l'ultimo. A proposito di cash, Eh? purtroppo l'Italia non sta facendo nessun passo in avanti, anzi ne sta facendo vari indietro proprio sull'utilizzo del cash. Noi Esatto. sappiamo che uno dei metodi più semplici e più economici e più efficaci per limitare, diciamo, l'evasione è usare i bancomat. Certo. Allora sono andata in Grecia. Scusa, adesso ti do e il mi è saldo. successo 2 o 3 volte. Ti do il saldo attuale di Radio diretta. Nostra in diretta di dollari, in dollari, 0,34 dollari. Che fa circa 28 centesimi di euro e vai Saldo attuale. avanti di questo passo Forse ci viene il caffè. da dividere in 3. Bene, hanno accettato anche i nostri dati fiscali. Questo... No, stavo dicendo, in Grecia mi sono scusata 2 o 3 volte perché ho pagato con il bancomat tipo 6 euro. E mi ha detto, ma no, non c'è nessun problema. No, esatto. Qua se paghi meno Anche di il caffè. 20-30 euro, ti guardano come se gli stessi prelevando il sangue direttamente dalle vene per venderlo. Beh, io dico, Io conosco una persona che ci è molto vicina, Sì. che abitualmente paga anche 3,14 E €, fa 1,75 molto Io €. pagherei Paga anche sempre il con il caffè, bancomat. anche il bancomat. Spesso e volentieri perché portamonete chissà diciamo, dove l'abbiamo è molto dimenticato. leggero, è molto leggero. No, Ma da anni questo lui lo fa, da fa anni. bene. E in effetti dico, ma hai pagato la spesa 3,14 €? Sì, con il banco, ma sì. No. Devo dire che si sono abituati, Tra neanche l'altro, ti fanno più la adesso faccia strana. quelle di ultima generazione, Sì, fino hanno a 20 il- euro, 25, sì. contactless, Sì, Esatto. è basta velocissimo. Non serve il PIN, non serve il Sei codice. anche solidale con le povere commesse che secondo me alla fine della giornata non so come fanno, ma è chiaro che fanno degli errori, no? Sì, Mentre con probabilmente. quello No, sono esatto, tranquille. tranquille e anche sono a meno rischio di Ma il rapina, problema- perché se va un Esatto. rapinatore Certo. e si trova niente di contanti, Il problema ma è più solamente- legato ai piccoli negozi, no? Non ai supermercati più Sì, grossi, perché sì. sono i negozi che spesso vedi, o anche i bar che spesso vedi Sì. che hanno Buonasera. il cartello con scritto pagamento banco, ma solo Minimo. per importo superiore ai 10 Sì, euro, per sì, esempio. Ma, sì. cioè, ma sulla base di cosa? Perché loro dicono che devono pagare una provvigione. Ma è forfait, di solito è forfait. 67 anni. Io mi chiedo Bene. appunto, per esempio, Conta perché in qualche Grecia, che è un cosa, paese se non con ha- una anche crisi finanziaria molto grave, però nessuno ha fatto una piega.
abbiamo pagato anche cifre piccolissime. Probabilmente sono molto più aperti. Sì. E quindi noi da questo punto di vista c'era proprio questo studio che non solo l'Italia non ha fatto passi avanti, ma siamo tornati indietro e quindi il volume del cash circolante è aumentato rispetto a qualche anno fa, invece che diminuire. È anche vero che quando qualche ministro ha provato a prendere delle iniziative per limitarlo, i commercianti si sono scatenati e quindi... Però come si risolve il problema dell'evasione? Perché anche qua intorno capita, no? Che vai a mangiare e ti danno lo scontrino. A proposito di cash, Lo scontrino, quello... Siamo rigorosamente in diretta e Sì, avete le prove, cari ascoltatori, perché qua... Ecco qua. Ecco. 2 euro di resto. Qui C'è siamo- Luigi che dà 2 euro di resto, quindi siamo in diretta. Bene. Io Ma era fa- cash? Era Sì, cash? era cash. Va qui bene. non abbiamo- Grazie, salve. Ciao, ciao. Stavamo dicendo che nei locali dove ti danno... Sono un po' in anticipo. Sì, No, la no, prima. comincio alle 8:30. Alle Alle 9. Alle 9. Beh, poi si deve Alle stare 9, alle caldo. 9 qui a Casabi abbiamo Romeo, Qua Giulietta, non si l'amore, capisce salti niente. in banco, eccolo qua. Una roba è Il- 8:30, una roba è 9, grazie. Prego, non c'è di che. Stavamo dicendo che in certi locali, anziché lo scontrino fiscale, ti danno il, come si chiama, di servizio. Ah, il scontrino di Una cosa che non servizio serve che a un non c'entra tubo. niente, esatto. Ecco, ti danno quello, se poi vai a chiedere lo scontrino fiscale ti fanno anche la faccia storta Certo. e non è carino neanche fare arrabbiare quello che magari fa anche una pasta allo scoglio clamorosa, per dire, e a me piace tenermelo buono, no? Certo. Però anche qui sarebbe da sensibilizzare un po' tutti Sì, noi. anche perché più adoperi la moneta elettronica, meno evasioni. Bene, evasione Devo c'è dire- e cala il peso fiscale su tutti noi. Esatto. È anche vero che però queste banche fanno pagare tanto di commissione a questi Già. di qua, è il microfono, ecco qua. Stavo dicendo che anche queste banche dovrebbero abbassare un attimino le commissioni Le perché banche sono dovrebbero alte, abbassare tutto perché Però Perché- sono forfè, voglio No, dire, no, no? no, A parte no, l'American no, Express dopo si che fanno è pagare un- la macchinetta, il noleggio della le macchinetta, banche cioè, alla fine sono quelle che cioè, guadagnano più di provano... sono degli squaletti. proprio. Esatto. Esatto, dovrebbero abbassare, se abbassano il negoziante non ha nessun problema. dopo Forse ad ce l'ha lo operare- stesso, diciamo ad che così operare ha la una scusa in più. macchinetta. Ma va bene, boss lady boss. Yeah, you know who it is, right? It's Rocky B. And your girl, Lady T. That's right. Boss ladies. We about to show you how we do. Money getter, breadwinner, I be all of that. 6 figures, think bigger, I be chasing cash. So pretty, boys wishing on my kitty cat. Can't get it, no feeling, thought you had a chance. Already got my own, why daddy thinks I act too grown. But if it's one thing I can't have, it's someone telling me what I know. 'Cause I got knocked down, and I fell to the ground. So I turned to my faith and my faith for my strength, 'cause all they gave was doubt. Then I got back up, now it's to the top. 'Cause I know where I've been and I know how to win, and until then I won't stop. I'm a boss lady, work a 24/7 grind. Life made me a boss lady, never working 9 to 5. I'm a boss lady, that's what I am, no lie. 'Cause life made me a boss lady, and I'ma be that till I die. Never finished school, didn't really give a damn. My vision was different, had to make a pass. Risk it, this business, but I took a chance. I did it, God willing, it was in his plan. Try to tell him I was chose, built to walk this road. They forget, they think I'll slip, but in the end they'll know. 'Cause I got knocked down, and I fell to the ground. So I turned to my faith and my faith for my strength, 'cause all they gave was doubt. Abbassiamo
beh, era già bassa da prima, va bene, dai, un errore tecnico Un qua. momento di riposo, È un una momento di serata riposo. movimentata, una serata Troppe movimentata. cose hai da Dai, Si dire, viaggia, si gira, si vede da gente. controllare. Ma tu che Esatto. fai? Cosa Io fai faccio per- qua i biglietti. Io i biglietti viaggio, per giro, lo vedo spettacolo gente. teatrale di questa sera che va qua in scena a Cavallino Tre Porti, il Romeo e Giulietta, l'amore saltimbanco. Fra meno di mezz'ora siamo tutti in scena. Ci sarà Fare questo- il siamo tutti in scena. Certo, perché tu sei L'uomo per tutte le stagioni. protagonista. Allora, a Quindi- proposito di viaggi, Sì, c'è questo nuovo sito FlyTube. FlyTube, che è Sì. una cosa che uno fa i viaggi in aereo, ecco qua da basso. Fa i viaggi in aereo, lo carica su questo sito e si vede le immagini del viaggio. No, ah, non è. È una cosa che tu compri un viaggio, Buonasera. Fanno qualcosa o no? Sì, decidi solo la cifra Sì. e poi pochissimi giorni prima di partire sai la meta. ma guarda che l'ho vissuto sulla mia pelle 10 giorni fa No, e adesso te lo racconta racconto. tutto perché poi... Vuoi che parto dall'inizio o parto dalla fine e ti dico la Dall'inizio. meta? Dall'inizio. L'inizio è mia figlia, Ah, la grande, Sì, amante di viaggi, esploratrice del mondo. Sì. Stessa cosa, con l'Università Ca' Foscari di Venezia per gli studenti c'è l'opportunità di, diciamo, partecipare a questo tipo di viaggio con una cifra evidentemente ridotta. sì, Sicuramente ridotta rispetto alle mete Sì. che ti propongono. E ciao Emanuele! Quindi lei aveva 5 opzioni, cioè non è che tu non sai niente, tu hai un Sì. ventaglio di 5 destinazioni e diciamo, un tempo di partenza di 10 giorni, tipo dal 1° al 10 marzo. Tu potevi essere chiamato in ognuno di questi giorni. Non sapevi quale né la destinazione fino a appunto pochi giorni prima. Pochi E giorni lei ha giocato alla roulotte, l'ha fatto, Ah. più che altro proprio perché diciamo, cioè, era anche un'opportunità economicamente vantaggiosa e alla fine è andata in Messico. Quindi sta proprio tornando a Tulum, che è lì nella penisola dello Yucatan, un po' più a sud, sul Mar dei Caraibi praticamente. Quindi con questa agevolazione dell'università, soprattutto Sì. che probabilmente ha fatto in maniera che diciamo sì, il prezzo finale fosse veramente basso, e lei è andata via una settimana non sapendo bene dove fino a poco tempo prima. Ah, ok. E in effetti adesso deve essere un po' la moda del momento, forse. Sì, allora io che sono una criticona, Io non lo farei mai, vero? no, vi spiego qual è il mio problema. Il mio problema è che secondo me uno viaggia perché in una certa, e sceglie una certa destinazione perché gli interessa quella destinazione o quell'area. Non giocando appunto alla roulette e viene fuori il dispari e vado in Uzbekistan oppure in Messico oppure a Marrakesh. Diciamo No. che un comune denominatore tra le varie 5 possibilità c'era, ed C'era. era caldo, Ah, ok. mare, Sì. quindi non Sì. si poteva andare dal Polo Nord a Sì. che ne so. Però comunque No, perché tu io non lo vorrei potevi sembrarvi un po' sapere. snob, ma a me, io sono un po' allergica ai turisti che pascolano, Turisti tipo per gregge, caso. no? Che non capi un tubo, che sono ad Atene e non sanno che Atene non è Londra, che hanno la guida che gli racconta 3 aneddoti patetici che di solito sono completamente infondati e niente, si fanno i selfie, tornano a casa non hanno capito niente. No, beh, assolutamente, certo. E inquinano tantissimo, cioè il problema è che il turismo, ragazzi, sta diventando una fonte di inquinamento pazzesca, sia per gli aerei che ci sono aerei che volano, cioè, tu Vanno prova di qua e di guardare- là, vanno di qua Ogni a destra e a giorno. manca. E a destra e manca vanno anche i nostri discorsi, perché ricordiamo che siamo qui nella sbiglietteria della sala teatro per lo spettacolo Romeo e Giulietta l'amore saltimbanco, e qui con noi c'è Emanuele Pasqualini. Buonasera Emanuele, buonasera.
Buonasera. Buonasera. Ben arrivato. Buonasera Gara, benvenuti Ecco cari. qua. Allora, raccontaci, siamo proprio in buonasera, biglietteria, vi signora. racconto che siamo proprio nella Allora, biglietteria. raccontaci un attimo della stagione, ormai è andata La stagione alla fine, e- siamo alla fine, siamo agli ultimi 2 appuntamenti, stasera e poi domenica, chiudiamo con i ragazzi e stasera serata di grasse risate, con un dramma, Però, perché affrontiamo Romeo e Giulietta in una versione Ma avete cambiato la fine? è assolutamente non si può dire alla stravisto, fine. rivisto, ricreato, reinventato da questa giovane compagnia Stivalaccio Teatro che porta avanti la tradizione delle maschere della commedia dell'arte. Ecco. finalmente, molto interessante, questa Shakespeare sempre triste, sempre... No, questo che muore sempre, che a muoiono, film, e i no. tradimenti, e le gelosie, No. le problematiche, no? No, basta, bene Basta, così, per bene me- così. per Stasera ci si Per me diverte. è il più grande in assoluto. Dopo Leopardi, No, prima di Leopardi. insieme. Perché abbiamo appena discusso di sul Leopardi, tema, perché oggi è la giornata della poesia, no? Esatto, E esatto. quindi siamo partiti da lì. Va bene, allora, vabbè, però Va bene, anche quindi se rivederlo... siete a casa appena chiudete la radio e venite qua, vi aspettiamo per le 9. Subito di corsa. Cosa fate ancora lì? Dai, vabbè. Forza, muoversi. Bene, grazie. Ciao Prego. Manuela. Io vado A dopo, vado vai a strappare i prepararti. A biglietti. metterti la Strappare i maschera. Vado a strappare i biglietti. Strappi tu i biglietti. Sì, strappo io i biglietti. Bene, riprendiamo. Grazie. Beh, io direi a questo punto di Possiamo chiudere chiudere? perché esatto. È stata una puntata un C'è po'. già una signora, c'è c'è già una problema, signora no, entrata, eh? È stata una puntata un po' movimentata. Un po' così Movimentata, sì. movimentata, ma Soi-disant. comunque ci siamo. Soi-disant. E allora chiudiamo con la nostra solita canzone, sigla Calì. E ci La- risentiamo vabbè. con più calma. Giovedì prossimo, Saz, parliamo a zero. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Andiamo a fare i Ciao, biglietti. ciao. Buon Buon spettacolo. 7 biglietti per la signora. I see that white sandy beach and your face comes to mind. We walked on the twilight shores of memory and time. Moonlight danced on waves and you and we stayed there all night. In those precious moments, I was yours and you were mine. Callie, Callie, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Callie, Callie, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Callie, Callie, won't you make a place for me somewhere? We drove on the mountain highway, rising with the sun, staring down at countless palm trees, shrinking into none. Top down with the blue skies glowing, filling life with light. Wind ran through your long dark hair, oh baby, what a sight. Callie, Callie, won't you make a place for me? I can't forget you, I don't want to. I can't keep my mind off of you. Callie, Callie, won't you save a space for me? I pack my bags, I'm headed toward you. All I got is love for you. Callie, Callie, won't you make a place for me somewhere?
parted ways. Somehow I knew I'd never see times like this again, when we were careless and so free. I kissed you goodbye and missed you oh so terribly. I never forget the promise that you